Non è semplice sintetizzare o schematizzare un piano corposo ed articolato come quello approvato all'unanimità dalla Giunta regionale relativo alla rete oncologica del Friuli Venezia Giulia. Un lavoro visto e revisionato che ha fatto discutere professionisti e politica. Dal Consiglio regionale sono emerse posizioni differenti anche all'interno delle coalizioni. Nella maggioranza è stato trovato l'accordo sulle perplessità sollevate che riguardavano in particolare la composizione della tabella che stabiliva quali strutture dovessero occuparsi di determinati interventi e quali no, poi cancellata con un rinvio al confronto fra i professionisti. Abbiamo aggiunto nella delibera la presenza dell'università all'interno del Crolli Aviano, che riteniamo un'eccellenza non del Friuli Venezia Giulia ma nazionale. E infine abbiamo stralciato la tabella così proprio da rendere anche la discussione all'interno del coordinamento la più oggettiva possibile. Un risultato storico, secondo l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, che ha poi posto l'accento sull'importanza di organizzare il sistema con centri specializzati e una presa in carico del paziente dal territorio guidandolo verso la miglior cura. Oggi se una persona purtroppo si ammala per esempio di una patologia oncologica, troppe volte, tante volte non ha un percorso chiaro o magari all'interno di una rete informale di professionisti, il professionista che lo prende gli dà un consiglio, o è lo stesso paziente che va a cercare il posto magari dove vede che sono più bravi ad operare, dove ci sono più operazioni, dove c'è una maggiore specializzazione. Questo non può più essere. Cosa prevede la rete oncologica regionale? Che nel presidio a quale si rivolge il paziente venga preso in carico e venga seguito da quel presidio. Dopo, se c'è necessità per un particolare tipo di intervento di doversi spostare in un altro presidio, verrà spostato in quel presidio, verrà seguito, ritornerà nel presidio, ma tutto seguito dal primo approccio che ha avuto col sistema sanitario. Questo per tutelare soprattutto i più deboli, perché oggi chi si può permettere di scegliere, di viaggiare, di andare in altre regioni, addirittura in altri stati in alcuni casi, lo può fare. Ma noi dobbiamo tutelare tutti i pazienti allo stesso modo, anche i più deboli, e a tutti dobbiamo migliorare il servizio.